Presidente regionale prima. Ringrazio l'onorevole Del Poli, l'UDC, perché diciamo che la sottoscrizione di oggi non è soltanto, diciamo, mi sento sicuro di dirlo, non è soltanto un aspetto di facciata, ma è un percorso che da anni l'UDC sta facendo nella nostra regione e credo sia doveroso dire là dove c'è un partito, un gruppo di persone, anche l'onorevole Valdegamberi, insomma, si è sempre sostenuto la famiglia perché crede in questa realtà, come dicevamo prima, appunto, risorsa per la società. Voi potete trovare nel nostro sito nazionale www.forumfamiglie.org il manifesto che andiamo a sottoporre, quindi lì dettagliatamente, ma brevemente possiamo riassumerlo in 4 punti, che sono i punti principali che per noi diciamo, vogliamo che i candidati alla presidenza della regione si impegnino a sostenere. Il primo punto è l'approvazione di una legge quadro sulla famiglia, laddove appunto non è prevista. Diciamo che alcune regioni lo hanno fatto, la regione Veneto, dopo che l'onorevole De Poli ci ha lasciato, nonostante gli insistenti richieste che l'UDC in questi anni ha fatto, hanno sempre lasciato da parte una legge che aveva visto un percorso coinvolgente, perché erano state coinvolte diverse realtà anche del mondo della sinistra, perché diciamo che non tutta la sinistra vede la famiglia in modo così, diciamo anche da sinistra ci sono persone che credono nella famiglia. Purtroppo qualcuno crede che la nostra difesa della famiglia sia una non difesa della persona. Senza scendere nei dettagli, riteniamo che quel progetto di legge che Antonio De Poli aveva sottoscritto per primo era senza dubbio interessante perché andava incontro a quelli che sono i veri bisogni delle famiglie. Poi richiediamo alla Regione, al Presidente candidato alla Presidenza, un'istituzione di quello che si chiama VIF, che è la valutazione di un impatto familiare, ovvero valutare quello che è l'impatto di ogni provvedimento che la Regione fa nei confronti delle realtà delle famiglie. In alcune regioni, in alcuni comuni questo si fa, credo che questo sia un atteggiamento di attenzione verso la famiglia perché ogni provvedimento ha una ricaduta sulla famiglia. Il federalismo fiscale avrà senza dubbio una ricaduta anche sulle famiglie, perché come diceva l'onorevole Del Poli prima, la possibilità per le famiglie, per le regioni di incidere sull'IRPEF sarà sempre maggiore e noi crediamo che sia importante introdurre anche nelle regioni un quoziente familiare, ovvero laddove ci sono dei figli è giusto che la famiglia sia messa in grado di sostenere e di far crescere questi figli. Non è giusto pagare le tasse su quello che è considerato il minimo vitale per una persona. È stato calcolato ormai a livello europeo che varia dai 5 ai 700 euro mensili e crediamo che su questo non ci debba essere una tassa, qualsiasi sia il reddito, anche perché sappiate che il 95% della popolazione ha un reddito nel nostro paese al di sotto dei 70.000 euro, per cui crediamo di non dover andare a attaccare grandi somme se andiamo a dire a tutti, anche perché è giusto riconoscere la dignità di ogni persona che nasce, che sia una famiglia con pochi o tanti figli. Ogni persona è giusto che abbia il suo minimo vitale e gli sia garantito. Ultima cosa che crediamo importante, anche se la Regione Veneto tramite l'assessore Valdemaggi l'ha già fatto, è l'istituzione di percorsi di formazione per le famiglie, perché la difficoltà che la famiglia oggi si trova ad affrontare che spesso non riesce a resistere alle difficoltà che trova, quindi famiglie che non ce la fanno, famiglie che si disgregano, giovani che si trovano con situazioni familiari precarie. Pertanto riteniamo che sia importante investire nei nostri giovani perché possano avere un percorso, sapere che cosa significa fare famiglia oggi, quali sono le necessità, quali sono le difficoltà. Questi sono i 4 punti principali. Ringraziamo pertanto l'onorevole Del Poli e chiediamo di sottoscrivere questo manifesto.